anni. Buongiorno, come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Finalmente un po' di sole è arrivato, quindi ci tiriamo su di morale e oggi di cosa parliamo? Parliamo di una cosa molto importante perché se ne sente in continuazione discutere in tutti i social media, in tutte le televisioni e non solo. Parliamo della possibilità di utilizzare la castrazione chimica per chi compie reati a sfondo sessuale. Ne discutiamo il tutto con il professor Decio Armanini, endocrinologo dell'Università di Padova, benvenuto. Grazie. Così ci darà anche una spiegazione scientifica perché noi siamo un po' così netti sulla materia. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi il dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta, benvenuto. Grazie, buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Don Marino Ruggero, molto combattivo, io so, parroco di San Giuseppe di Albignasico in provincia di Padova. San Lorenzo. Di San Lorenzo, scusi, perché sì. qua tra i santi poi dopo... Esatto, non di San Lorenzo. conflitti di interesse. No, non ci mancherebbe altro. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, cosa vi racconto? Vi racconto di questa discussione sulla castrazione chimica. Allora, ci sono i dati di telefono azzurro, ad esempio, che fanno rabbrividire. Pensate che il 40% delle vittime nell'anno scorso ha meno di 10 anni e le bambine sono il 71,1% di questa violenza e un bambino su 3 tace per paura. Ogni 72 ore c'è un caso di abuso su minore. In Europa complessivamente ad oggi sono stati circa 18 milioni i bambini che sono stati vittime di abuso sessuale, cioè non stiamo parlando di un paese lontano, stiamo parlando dell'Europa civilizzata. E gli URLS, che sono quei sistemi attraverso i quali in internet ci si scambia foto e non solo, nel 2017 sono stati individuati ben 78.589 di questi, diciamo, indirizzi, chiamiamoli così, che contenevano immagini di abuso sessuale su minore e il 40% di chi compiva questo era già conosciuto in rete. Allora è chiaro che davanti a dati come questi una persona si arrabbia, si incattivisce e allora si parla di castrazione chimica. Questa castrazione chimica, professor Armanini, è una castrazione che dovrebbe essere in Italia su base volontaria e andare a interferire sul sistema ormonale di queste persone. Cos'è questa castrazione chimica? Intanto? Quindi la castrazione chimica in termini medici intende il blocco o della secrezione o dell'effetto degli ormoni maschili nel maschio. Il principale ormone maschile è il testosterone, quindi si può agire o sulla sintesi o sul fatto che gli ormoni maschili per funzionare vanno a agire su vari tessuti, oppure impedire la produzione di ormoni maschili bloccando gli ormoni che regolano il testosterone, che sono gli ormoni prodotti dall'ipofisi, le gonadotropine, o dall'ipotalamo, che sarebbe i releasing hormones, cioè i fattori rilascianti le gonadotropine. Questo in termini poveri. E cosa significa castrazione chimica? Può anche essere associata a psicofarmaci, ad altri farmaci, però il succo, la parte più importante del discorso è di bloccare l'azione del testosterone. Senta, ma questo farmaco del quale si sta parlando, questa molecola, no, la triptorellina, è un farmaco che viene ritenuto, almeno in Italia, pericoloso perché andrebbe ad creare problematiche muscoloscheletriche e non solo, cioè a creare, diciamo, delle modifiche irreversibili sulla persona che andrebbe ad assumere quindi questo tipo di castrazione chimica. Ripetiamolo, nell'idea c'è su base volontaria, cioè piuttosto di fare il carcere assumo questo. Cioè, non è solo la triptorellina, qualsiasi tipo di terapia può avere degli effetti dannosi. La triptorellina agisce direttamente sui centri alti, l'ipotalamo e l'ipofisi, impedendo la produzione di gonadotropine, che sono gli ormoni che vanno non solo a produrre il testosterone, ma anche influenzano altri ormoni prodotti da altre ghiandole. Viene usata correntemente per
se c'è per esempio un maschio o una femmina che hanno una pubertà precoce o sviluppo sessuale un po' troppo anticipato, per ritardare l'inizio della pubertà e delle mestruazioni. Però questo è un problema medico che viene fatto sotto stretto controllo del medico e quindi ha un altro significato. Però dare la triptorelina a un soggetto sano è un controsenso secondo me, perché come giustamente diceva, gli effetti indesiderati devono essere tenuti presenti e non sono uguali a tutti i pazienti. Ogni paziente reagisce in modo diverso e quindi ci pone di fronte alla possibilità di creare dei danni anche irreversibili, non solo sulle ossa, ma anche sullo sviluppo del grasso, dei muscoli. Cioè, l'organismo in qualche modo non produce ormoni sessuali. Questo può essere sia nel maschio che nella femmina. Quindi non ha nessun senso, secondo me, dare la triptorelina, anche perché onestamente gli ormoni sessuali maschili, il testosterone, non sono messi in stretta relazione col fatto che uno ha degli impulsi sessuali anomali. Tante volte un soggetto che ha il testosterone anche basso può avere questa aggressività che non è, secondo me, un fatto di appetito sessuale, è proprio un fatto di voler sopraffare un'altra persona, cioè mostrare proprio predominanza sul sesso femminile o anche qualche volta sul sesso maschile. Quindi questo è il mio parere da medico, però è un medico, è dannosa e può dare bene, tanti effetti pericolosi. Allora, 049 49 06 054, cosa pensate voi a casa, i pedofili, gli stupratori, questa castrazione chimica, la vedete come una possibile alternativa al carcere? Pensate invece che debba essere utilizzata assieme al carcere? Ne discutiamo quando avete voglia, ci chiamate. Dottor Michele Canil, c'è un articolo della Costituzione, anche l'articolo 27, che afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Sulla rieducazione del condannato si potrebbero aprire qui discussioni infinite. Ci diceva il professor Armanini che anche persone con testosterone basso ovviamente possono compiere reati di natura sessuale. Il problema nasce dalla testa. Certamente, come sottolineava il professore, questo è un primo scalino da percorrere, però non è affatto detto, come dire, non c'è una correlazione così lineare, tant'è vero che è successo, leggevo in alcuni stati, che persone che hanno ricevuto questo tipo di trattamento, in modo anche coatto tra l'altro, hanno comunque compiuto degli altri atti aggressivi e diciamo con uno sfondo parasessuale, cioè non finalizzati proprio all'atto sessuale, ma diciamo con delle componenti. Quindi c'è da considerare la parte organica, sicuramente può avere un suo senso, ma molto è anche il tipo di esperienza che fa parte della persona che poi sviluppa qualche tipo di disturbo in età adulta e anche le condizioni, l'ambiente, cioè lì dove è consentito, dove non è consentito, perché io dico stiamo sempre attenti. Anche in Italia negli anni del primo Novecento uno stupro era un reato contro l'onore, non era riconosciuto come un reato come oggi, quindi è una questione, un componente culturale molto. Componente culturale anche nel micro, cioè nel piccolo, la famiglia, che talvolta tende a coprire alcuni gesti di alcune persone per ovviamente soliti motivi di non far trapelare qualcosa, e quindi anche quello diciamo perpetuato nel tempo crea una condizione favorevole alla persona che invece ha una parafilia, cioè un disturbo. Senta, ma anche gli stupratori, molto spesso magari le persone non lo sanno, ma chi è vittima di uno stupro può essere non necessariamente, voglio dire, subire l'atto da parte del maschile, ma viene usato anche uno stupro meccanico, perché come ci dicono gli esperti sta proprio nella testa, cioè sei sadico, hai dei problemi, è così. Questo c'è, ed è un'altra parte, cioè l'aspetto psichico, ad esempio anche il fatto di fare alcuni discorsi con dei bambini o delle donne, di molestare, cioè un insieme di atteggiamenti, no, che rende aggressiva la persona su un profilo tendenzialmente sessuale, ma spesso non è solo quello.
049 49 06 054 se volete dirci la vostra opinione, cosa pensate sulla castrazione chimica. Allora, Don Marino Ruggero, è chiaro che, come stiamo capendo, questa castrazione chimica potrebbe essere una alternativa su base volontaria in Italia, ma c'è proprio un problema fisico. Lei come la vede? Poi da donna, perché se venisse, io mi chiedo anche, se venisse da lei una persona che le dicesse guarda, io ho fatto questo e questo, lei cosa le direbbe? Come si comporterebbe, ad esempio? Premesso che secondo me proprio la castrazione chimica non è il metodo estremo o comunque il metodo da usare per risolvere il problema, e se viene una persona anche magari nell'ambito confessionale, che è successo. Lei è capitato questo? Sì, sì, sì. Però lei è segreto... Ovviamente è un segreto confessionale. Io e lei abbiamo dei segreti. Io dico solo appunto perché... che posso dire solo che è successo. Però in quel caso lì credo che il primo consiglio che devo dare a una persona è castrati chimicamente e risolvi il problema, perché secondo me è molto superficiale, banale risolverlo così in maniera veloce e radicale, anche perché non si risolve. Come pure secondo me non è proprio neanche il fatto va dai carabinieri e fatti mettere in prigione, insomma, perché devi scontare una pena per quello che hai fatto, per quello che sei, perché così comunque il problema lo risolvi solo in parte. Il primo consiglio che darei è proprio quello di farti curare, cioè hai bisogno di farti curare, cioè di essere seguito da una persona specialistica che ti aiuti un po' a fare un cammino e cercare, se non di risolverlo, ma almeno di curare questo problema che hai. Però nel momento in cui questa persona che ha commesso questo reato di stupro o di pedofilia non cioè, come si approccia? Perché non è una cosa semplice, perché in quel momento lì tu hai davanti una persona che da un lato forse si vuole liberare la coscienza, cerca una soluzione, che comunque avvenga un perdono cattolico cristiano, dall'altro cos'è? Una richiesta d'aiuto? È una richiesta d'aiuto, bravissima, è proprio una richiesta d'aiuto, perché se una persona viene anche nell'ambito confessionale ma anche nell'ambito confidenziale a parlartene è perché dentro di sé riconosce che ha bisogno di essere aiutato effettivamente, consigliato ma non solo, ma anche aiutato, e questo non vuol dire che dobbiamo essere esageratamente misericordiosi e perdonarlo, la soluzione vai via e basta, no, bisogna renderlo consapevole del problema che ha dentro di sé, che anche è in corso anche a determinate punizioni che anche sono meritate, ma che comunque, ripeto, il problema non è che si risolva semplicemente con questo, ma bisogna anche accompagnarlo al fatto di dire, visto che sei consapevole del problema che hai, devi anche cercare di farti aiutare per poterlo almeno risolvere. Questo lo dico anche perché nell'ambito, posso anche anticiparlo, cioè nell'ambito della Chiesa, questo problema c'è, mamma mia, e sicuramente non lo risolviamo con la castrazione chimica dei preti che purtroppo hanno questo tipo di problematica, quello appunto della pedofilia. Però, e neanche si risolve con l'anno sabbatico oppure con l'imboscamento, tenete tutto perché Papa Francesco ne sa qualcosa, e quindi, ma si risolve anche lì avendo il coraggio di dire a questi preti, in questo caso, dovete farvi curare, dovete e anche eventualmente anche scontare delle punizioni, perché giustamente non è una malattia qualsiasi, insomma. Una patologia perché qualsiasi. È una patologia, tu provochi il danno perché appunto provochi il danno delle persone sulle quali racconta... conosco benissimo i danni che sono state provocati, perché ne ho avuto a che fare con persone, con ragazzi e anche ragazzine che hanno subito questi tipi di abusi sessuali anche da parte di preti, purtroppo, e non è così facile anche lì da affrontare il problema. 049 49 06 054, cosa pensate sulla castrazione chimica? Noi torniamo dopo la pubblicità. A dopo. Matrimoni. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Ora mi dicono i colleghi della regia che ci sia una telefonata, anzi che c'è. Pronto, buongiorno. Sì, pronti, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prego. Sono Sante da Oderzo, scusi della mia voce abbassata. Dopo la giornata di ieri ci è concesso tutto. Ecco, proprio. Allora io sono, per quanto riguarda le castrazioni, io non faccio fare una puntura. A queste persone, siccome che sono ammalate, quando si ricorda una volta al vitello si metteva un anello, si tingeva e perdeva
i cosiddetti le uova, ecco. All'uomo si fa la stessa cosa, non serve fare una castrazione chimica, a fare che cosa? Che la castrazione chimica poi, se non va avverato, non è che duri in eterno, ma dopo 3 o 4 anni bisogna riprenderla, non saprei chiedere al dottore lì presente. Perciò quando si fa una cosa si deve fare radicalmente. Vabbè, però non è che possiamo fare un po' come negli Emirati o perfino nel Brunei hanno sospeso le pene in questi giorni. Dobbiamo essere un po' più civili, un po' più umani, anche se uno ha commesso un errore così grave, ha fatto un reato così grave. Sante? No, ma un momento sì, ma siccome che questi qua fanno del male a dei bambini, perché se questi andassero tra di loro, tra gente di una certa età, ma questi se la vanno a prendere con delle persone infantili, è per questo che bisogna sradicare questa malattia che hanno. Sante, io la ringrazio per il suo punto di vista, perché è giusto che non esprima il suo punto di vista. 049 49 06 054, ha capito, il telespettatore sarebbe molto più meccanico, meno chimica, però come abbiamo un po' anche introdotto con il dottor Canil, il problema è un problema prettamente anche di testa, perché il condizionamento ambientale può incidere molto, quanto il condizionamento ormonale incide poi su una persona, perché abbiamo capito che il testosterone può contare o non può contare. Lei che ne sa parecchio. No, questo è vero, cioè non si può basarsi su valori ormonali, bisogna sempre tenere presente la persona dalla testa ai piedi, ormai la medicina diventa sempre più settoriale e questo non è giusto, quindi trovare il testosterone basso o alto non vuol dire niente, cioè dobbiamo basarci anche sulla storia, sulla visita, sui sintomi, eccetera. Cioè, a parte che spesso qualche esame anche potrebbe non essere esatto, quindi noi come medici, come endocrinologi, ci basiamo anche sulla parte generale dei pazienti, anche se non siamo psicologi, dobbiamo anche essere psicologi, quindi cercare di instaurare un rapporto col paziente che ci faccia entrare un po' anche nella sua personalità. Comunque sicuramente dosare il testosterone per dire che la causa dell'eccesso di reazione sessuale o di coercizione sia dovuta solo al testosterone è assolutamente sbagliata, a parte che molte delle terapie che saranno usate per la castrazione chimica, se entrasse, anche io mi auguro di no, non sono terapie che fanno ridurre il testosterone, anzi potrebbero anche farlo aumentare. Una delle terapie più usate sarà di bloccare l'azione del testosterone sugli organi dove agisce. In questo caso il testosterone è alto ma non può funzionare, quindi basarsi dopo sarà difficilissimo verificare se uno ha preso la terapia. Poi si potrebbe verificare, non lo so, chiedo, adesso poi prendo la telefonata da palesare anche il caso dell'obiezione di coscienza del medico. Perché sì, anche lì per esempio, un'obiezione di coscienza. Io mi occupo moltissimo anche di disforia di genere, cioè persone che vogliono cambiare sesso. Magari un medico può dire no, io non ti curo perché sono obiettore di coscienza, invece se uno proprio non si sente più nel suo sesso ci chiede praticamente una castrazione chimica, in questo caso la facciamo perché non mandiamo prima dallo psicologo, dallo psichiatra, tutto, ma se c'è la convinzione, anche la Costituzione impone che uno può cambiare sesso, anche anagrafico, quindi bisogna vedere il caso singolo, quindi però non è più una coercizione, è una terapia basata su una richiesta del paziente. È molto molto difficile, questo argomento è spinoso, perché poi, adesso prima della telefonata, ci sono 13 paesi dell'Unione Europea che la stanno usando, ma in maniera coercitiva la Polonia, 8 stati negli Stati Uniti, in Argentina, Australia, Nuova Zelanda e in Israele, e tutti quanti hanno dati e informazioni totalmente diverse, e anche lì bisogna capire. 049 4906 054, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Pavanello e chiamo da Belluno. Buongiorno, dottor Pavanello. Allora, io vorrei dire la mia, e credo che sia un discorso molto ampio, che forse la politica non lo ha visto a 360 gradi. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che si va ad interagire su soggetti dove potremmo già comunque escluderli ancora prima, visto che la maggioranza non sono neanche italiani, prima che entrino in questo paese.
Secondo, vorrei dire che andrebbe data un'educazione alle persone che entrano, visto che abbiamo parlato di tutto lì, ma non avete parlato di numeri di chi fa questi reati. Ce li ho. Sì, no, immagino che a fine della trasmissione si sarebbe saputo, ma per il momento io non l'ho saputo. E questo era il secondo punto. Il terzo sarebbe che, a mio avviso, anche tipo i preti che hanno commesso questo, dovremmo aprire un attimino un po' più gli occhi e anche adeguarsi un attimino di più a quello che sono state tutto il proliferarsi di religioni. Io non vedo che un prete ancora non può sposarsi qui e deve vivere una vita così, se vogliamo, da single o da quello che è, e poi sappiamo benissimo che sia lui che le suore hanno i loro bisogni, forse ne hanno anche più degli altri. Cioè mi viene veramente da ridere. Siamo nel 2018, tutto il mondo, i preti di altre religioni, pastori o quelli che sono, pastori o pecorai o quello che sono, dottor Pavanello, di altre religioni sono altre religioni. I nostri preti ancora non si sposano, non si capisce perché. Ma non è che se uno si sposa non è più pedofilo, attenzione, perché parliamo di patologia, cioè parliamo di matologia. No, ma momento, ok, sono d'accordo, ma cosa abbiamo visto? Cosa leggiamo tutti i giorni per televisione? E poi un'altra cosa, e finisco, ma si può castrare le persone che vengono da altra nazionalità? Non è che andiamo a tirarci un problema che quando andiamo poi noi all'estero ci fanno fuori o ci fanno le stesse cose? Allora io la ringrazio. Fare una roba del genere? Dottor Pavanello, io la ringrazio. Fargli fare la galera e dargli una pena di quelle severe. Ecco, su questo penso che siamo d'accordo tutti sulla pena severa. Io ringrazio davvero molto il dottor Pavanello. Allora, intanto ha chiamato in causa la Chiesa, Don Marino Ruggero. Intanto specifichiamo che chi è pedofilo o chi stupra ha probabilmente del sadismo, delle patologie che non c'entrano nulla col fatto che il prete si possa sposare, perché non è che tutti i preti sono pedofili per non sono sposati, no, perché capito in questo caso qui. Però lei dice sarei d'accordo sul fatto che i preti e le suore si potessero sposare, un po' come gli ortodossi o come succede in altre religioni. C'è anche il rischio che un prete appunto possa compensare la propria frustrazione sessuale anche sconfinando in questo tipo di problematica. Cioè lei dice che però distinguerei la cosa, perché secondo me se si tratta anche di patologia probabilmente uno ce l'ha anche indipendentemente dal fatto che sia o no sposato. Anche perché, dice il dottor Pavanello, la maggior parte degli abusi sessuali avviene in famiglia, zio, amici, siamo sul 60-70%, quindi non si tratta di stranieri e non stranieri. Poi le dico subito anche che in carcere, questa è una cosa importante da ricordare, leggevamo prima, insomma ci sono più di 3.307 uomini in carcere per stupro, uomini ci sono per prostituzione minorile 191, per detenzione di materiale pedopornografico 121, poi atti sessuali su minori 106, incesto 86. Non vi dico i numeri delle donne perché sono davvero veramente non cambierebbe nulla. La cosa sconvolgente è che in Italia non c'è nessuno per turismo sessuale, cioè vanno a fare i porci comodi loro di là e poi di qua non li becca mai nessuno. Questo sarebbe molto importante. Sì, forse ecco, per quanto riguarda il mio settore è che anche noi come preti, ma poi penso anche dopo anche altri negli altri settori, siamo anche educatori, quindi abbiamo anche un ruolo nel quale abbiamo a che fare ogni giorno anche proprio col mondo dei bambini, dei giovani, eccetera, eccetera. Sì, abbiamo patronato a giocare a calcio. Abbiamo anche una responsabilità non da poco, quindi se c'è una fiducia da parte dei genitori nei confronti di chi occupa certi posti, certi ruoli, dobbiamo anche rispettarla questa fiducia e meritarcela. Qual è il problema? Che io lo dico anche senza peli sulla lingua, che purtroppo nella formazione del seminario, quindi ancora prima di diventare preti, questo è sottovalutato, cioè il fatto di dire, per esempio nei miei anni lo psicologo era visto quasi come qualcosa, anzi non era necessario, c'era il padre spirituale ma non lo psicologo, nella formazione di chierici che dovevano domani diventare preti e appunto con un equilibrio anche dal punto di vista psicologico nei confronti anche del ruolo che dovevano occupare nella società. Quindi questo è grave, cioè cerca un attimo prima ancora, cioè nella formazione, di capire se hai davanti anche delle persone equilibrate anche da questo punto di vista affettivo, cioè lei pensa quindi che sottovalutiamo queste cose che invece dopo a un certo punto dopo scaturiscono come problematiche in questi casi che sentiamo. Allora lei prima ha detto non ne faccio misto, lei sarebbe anche d'accordo ad esempio, cambiamo un attimo, che il parroco si potesse sposare? Io sì.
Lei sì, per quale motivo? Io sì, proprio perché io ho sentito parecchi, e dicono anche le statistiche, che il 50% dei preti intervistati sarebbero a favore di fare la scelta di potersi sposare o meno, cioè di poter avere anche un ruolo nella società tale da non solo predicatori ma anche padri di famiglia, sì, madri di cioè famiglia. Più credibili, perché viviamo delle situazioni che dopo... Vabbè, fino al Medioevo si sposavano. Sì, appunto, è una legge, una normativa che potrebbe... No, su questa storia ci si potrebbe aprire un altro adesso nelle altre religioni cristiane si sposano. Siamo gli unici che secondo me, vabbè, ci sono altri motivi per cui più che... Ha paura che gli lasciate l'eredità, la chiesetta, la chiesetta. Ci vorrebbe un'altra trasmissione magari. Ma la invitiamo, 049 49 06 054. Dottor Canilla, allora, come ha sentito anche i nostri telespettatori, sono piuttosto tosti, direbbero legge del taglione quasi, ma è interessante anche quello che ha detto Don Marino Ruggero, il fatto che ci vuole sempre un approccio psicologico per capire qualunque cosa tu vada a fare, se tu hai delle turbe, delle problematiche, bisogna che anche chi attorno le riconosca, perché se tu sei bravo non se ne accorge nessuno. Questa non è una cosa da poco, perché mettiamo due punti essenziali. Allora, l'atto di per sé violento e sessuale sui bambini, sulle donne o a volte anche sui bambini maschi, insomma, è il punto di esito, ma prima c'è un corollario di disturbi che fanno parte di queste persone. Spesso hanno disturbi di personalità, se non psicosi, e in molti casi c'è un atteggiamento sadico, controllante, violento, che si è espresso nel tempo in altri ambiti, ma che non è stato colto a sufficienza. Quindi questo corollario... Ma chi è che non l'ha colto? Gli educatori a scuola, la famiglia ha avuto paura, quindi è stata omertosa, magari ci si è rivolti a un parroco che non ha detto nulla, perché anche qui a questo punto, perché non sei da solo nell'ambiente anche che può condizionarti a continuare a rimanere stupratore o pedofilo, no? Abbiamo visto anche casi recenti, la famiglia. È un problema per la pedofilia, io ho sempre riscontrato che il primo problema è la famiglia che copre, o addirittura la famiglia del bambino che è diventato vittima, che tende a coprire perché non sono sicuri, perché hanno un timore in più nel dire sì, forse così. Quindi tutto questo protrae poi nel tempo, magari in questo arco di tempo passano 10 anni e questa persona continua a commettere degli atti che creano danni, a volte anche irreversibili, ai nostri bambini. Quindi ci vuole un po' più di attenzione sociale e trovare una maniera per cogliere i primi segnali. E lei sarebbe d'accordo, ad esempio, visto che si parla proprio di un problema che parte dalla testa, in questo caso dice la cassazione chimica serve a gran poco, come ci ha detto il professor Romanini, meglio una rieducazione, ma sono rieducabili queste persone? Cioè lo stupratore seriale, il pedofilo seriale è rieducabile nella sua esperienza? Purtroppo la letteratura scientifica ci dice non molto. Su questo non molto, ci fermiamo, 049 49 06 054, diteci la vostra opinione, vi aspettiamo dopo la pubblicità. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Stavo pensando che hanno chiamato finora solo uomini questa cosa, no? Perché di solito lo chiamano anche tante donne. 049 49 06 054. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Dosson. Mi sentite? Sì, lei chiama da Dosson? Sì, io sono Paola. Allora, io vorrei dire... Pronto? Sì, è lei. Io vorrei dire tante cose, ma in 5 minuti, in 3 minuti, in 1 minuto non si possono dire queste cose. Dica. Parlando comunque dei pedofili, stupratori, eccetera, io ritornerei anche sul discorso, e mi auguro che alcuni dei presenti mi riescano a capire, il discorso della famiglia. Perché? Perché io mi ricordo, io ho 71 anni, la voce non me la fa capire, ma ne ho 71. E mi ricordo che ai tempi che furono, ad esempio, una soddisfazione, per usare un eufemismo personale, portava la cecità. Allora io dico, adesso bisogna molto stare attenti, perché sia i genitori che chiunque insomma che incontrino
devono essere un po' guardati a vista. Questo non vuol dire che dobbiamo colpevolizzare tutti, però i genitori hanno l'onere e il dovere di controllare chi frequentano. Tu non puoi dare un bambino a una persona che non conosci, o per quantomeno devi controllare. La cosa che mi dà fastidio però è che questa castrazione chimica è una cosa talmente terribile che forse io preferirei, se è possibile, e gli addetti al lavoro dovrebbero confermarlo, aiutarli a superare questi problemi, perché sono problemi ancestrali, problemi vecchi, non problemi dall'oggi al domani. Ci sarà anche un DNA negativo, per carità. Scusi, chiudo la telefonata perché sono proprio incazzata. Bene, allora grazie, poi anche perché siamo 049 49 06 054, cosa pensate anche voi sulla cassazione chimica? Pensate che sia giusta, che bisogna attuarla assieme al carcere, che bisogna attuarla come alternativa al carcere, o bisogna che queste persone rimangano semplicemente in carcere con le pene raddoppiate, triplicate? Allora, problemi ancestrali e possono essere anche collegati con disturbi della personalità, perché gli ormoni, come abbiamo detto professor Armanini, ti possono sconquassare. Adesso anche le donne hanno sempre un po' di sconquasso durante il loro ciclo riproduttivo, figuriamoci poi una persona può avere degli sbalzi forti. Questo potrebbe essere anche la causa che possa deviare nella sua esperienza? Ma sicuramente non possiamo dare il ruolo predominante agli ormoni sessuali, questo è assoluto. Quindi il fattore ambientale sicuramente è importante, però la signora diceva della famiglia, però la maggior parte degli abusi vengono in famiglia, non fuori, no? Il nonno, lo zio, il nuovo compagno della mamma. Ancestrale, cioè i nonni, i bisnonni erano abituati così, di fare così coi figli, e soprattutto nei paesi dove non c'è una grossa cultura è rimasto questo aspetto, quindi bisogna stare attenti. La famiglia è importante, però bisogna che la famiglia sia fatta da persone che abbiano una certa morale, che non è sempre così. La maggior parte degli stupratori non vengono da famiglie sane in senso psicologico, cosa del genere. Comunque sicuramente gli ormoni, come si vede nella donna con la menopausa, hanno una funzione fondamentale anche per mantenere l'equilibrio psichico, non solo per mantenere il funzionamento ottimale di tutti gli organi. Infatti qualsiasi malattia, diciamo, ha risvolti endocrini, anche sugli ormoni sessuali, e qualsiasi malattia endocrina dà risvolti generali, perché gli ormoni girano, quindi togliere un ormone o aumentarlo sicuramente dà degli squilibri, sia nel maschio che nella femmina. Vedo tantissime donne che hanno magari un eccesso di ormoni maschili e non stanno bene, quindi chiedono di ridurre gli ormoni maschili. Quindi noi dobbiamo sempre valutare il paziente in senso olistico, cioè chiedere, fare la storia, fare anche una storia psicologica importante, anche se purtroppo nelle facoltà di medicina la psicologia non esiste, però te la fai sul campo, quindi secondo me è perfettamente giusto. Cioè anche il medico avrebbe bisogno sempre di avere come referente uno psicologo. Certo. Sono contenta perché sia il nostro Don che il nostro medico, il nostro professore, qualcosa pur si muove, no? Perché qualcosa sta muovendo nella società, nella dinamicità delle professioni. 049 49 06 054. Pronto? Buongiorno. È lei o lui? Lei. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, signora. Parlo con... Niente, volevo dire una cosa. Io mi chiamo Simonetta e telefono da Mira. Praticamente ho sentito il psicologo là che diceva prima che i genitori, i parenti, i genitori, i nonni non devono stare zitti quando i bambini raccontano. A me è successo un fatto dove noi abbiamo parlato, effettivamente abbiamo detto, e sono anche intervenuti, hanno fatto delle piccole indagini la procura di Venezia, però non hanno creduto a questa bambina, non hanno fatto grandi, e quindi che potere abbiamo noi di fronte a una procura che archivia
e che non fa le indagini dovute perché non hanno nemmeno considerato quello che ha detto questa bambina, pur essendoci stato un... C'era un riscontro sanitario medico? Sì, c'è quella di Padova, la dottoressa D'Aprile. Non possiamo fare i nomi, signora, che non possiamo però, fare insomma, nomi. Lei aveva un riscontro medico, sanitario, di un accesso a un pronto soccorso dove la dottoressa aveva detto che il rossore che aveva questa bambina... Non sento. No, abbiamo capito. Lei dice che questa dottoressa del pronto soccorso dice che il rossore che aveva la bambina era dovuto a... Poteva essere anche da quello che raccontava la bambina. La stessa procura ha archiviato dicendo che non era sufficiente quello che avevano visto e hanno chiuso. Signora, la capisco. Allora io la capisco, la sento anche arrabbiata. Richiedete che venga aperto il caso, perché vengono riaperti i processi. Come si fa a riaprire il caso che hanno archiviato e ci hanno detto che assolutamente non si può più riaprire? Beh, insomma, io non mi arrenderei, troverei un cavillo per provare, perché in Italia le cose, come sappiamo, si possono poi rivedere sotto altri aspetti. Noi stiamo lottando logicamente, ma nel frattempo ci hanno tolto la bambina a noi ed è ritornata con quelli che la bambina diceva che gli facevano queste cose. Allora signora, sa cosa? Lasci il suo numero di cellulare, la metto in contatto io con un avvocato che si occupa di queste cose, va bene signora? Perfetto, la lasci il suo cellulare. Grazie, la metto in contatto con la persona giusta. 049 4906 054, allora capisce quante cose si aprono in questo contesto, non è facile, sono argomenti da pelle d'oca, perché non è che vengono vissuti da un adulto che comunque riesce a elaborare, è un bambino. Allora lei prima diceva, ma anche la signora di prima parlava di problemi ancestrali, questa signora Simonetta invece dice è un problema in cui non vengono creduti, e il fatto è avvenuto però in famiglia, forse era una famiglia fidataria questa, perché ha detto sono ritornati dai genitori che facevano questa cosa. Bisogna vedere un po' immagini del tutto e capire bene la situazione. Sarebbe abbastanza grave perché comunque ci sono i consulenti tecnici di parte, quelli di ufficio, che dovrebbero fare un gran lavoro, perché sull'argomento minori insomma l'importanza c'è senza dubbio. Volevo dire una cosa importante, teniamo presente che se parliamo di pedofilia, la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte degli abusati probabilmente diverranno degli abusatori. Ma una percentuale, diciamo, di 100 bambini che sono stati abusati, lei dice molto alta. Il 70%, 7 su 10? Questa statistica sì, circa sì. È da tenere presente come evento traumatico, ma che poi diventa una parte di un funzionamento familiare patologico normalmente, riprendendo un po' il discorso. Quindi veniamo da una famiglia patologica in cui qualcosa non va. Mamma mia. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno, parliamo di pedofili e stupratori maschi plurale, e in televisione per questo dibattito vedo solo maschietti. Allora io sono per la castrazione fisica, punto. Grazie. Vabbè, castrazione fisica, vabbè, chissà, non si sa, abbiamo fatto grandi accordi con la via della seta che non importiamo cose un po' particolari. Senta Don Marino, lei prima ci ha detto che si era portato anche in confessionale con persone che compiono questo gesto, quindi sia quello di violentare uomini, donne o bambini, e che hanno questa problematica. Ma che persone sono? Perché sentiamo sempre dire quando succedono gravi episodi, ma sono persone così per bene, andavano in chiesa, sono bravi ragazzi di famiglia, come è successo a Napoli, come è successo anche nel... Sono bravissime persone, non l'hai mai detto, ma sono davvero bravi persone, sono brave persone. Provo già a dirlo, sono le classiche persone che sulle quali apparentemente nessuno avrebbe mai dubitato. Che si armano, tra virgolette, di quell'etichetta anche di perbenismo e di anche praticanti, cioè che dietro
l'etichetta dietro le quinte invece nascondono quel qualcosa che appunto dopo si rivela in questo. E dopo tutti dicono non avrei mai detto. Ma sono pentiti, piangono, cioè mi pongo la domanda, cioè vengono a confessare un se vengono a confessarsi o comunque se vengono a confidarsi da me o come penso anche da qualsiasi altra persona alla quale vogliono farsi aiutare, almeno la consapevolezza la dimostrano e anche l'aiuto lo chiedono, anche se si sa che non si può dare la ricetta automatica per risolvere il problema. Per cui il bisogno comunque di parlare con una persona di cui si fidano e si fidano anche del segreto ovviamente che può tenere, certo, e comunque anche del consiglio che può dare, sì. Quello che preoccupa però è tante volte che capiscono la problematica, ma capiscono che ovviamente da soli non riusciranno mai a venirne fuori. Pur capendo magari anche la gravità e anche il senso di colpa di qualcosa che hanno commesso che li tormenta. Lo rifanno ancora dopo? Sì, secondo me sì. Cioè ne è capitato che sono venuti a confessare una volta, poi sono venuti un'altra volta? Non ce la fanno proprio, non ce la fanno. No, da soli no, purtroppo, questo purtroppo è il problema. E quello che a me un po' dispiace è che magari ci terrei anche a dire dai che magari insieme possiamo andare da qualcuno che ti può aiutare, non ripeto solo a confidarti ma anche ti può aiutare, sì un'altra volta vediamo, non c'è la volontà che porta poi alla concretezza. Cioè c'è la voglia di liberarsi l'anima sì, ma non la voglia esatto, di togliersi qualcosa, la colpa, il senso di colpa eccetera, ma non corrisponde all'altrettanto impegno di volere comunque guarire. Ma lei non viene la voglia di dire, magari, di dire alle persone vigilate un po' di più, fate un po' più di attenzione quando la domenica in chiesa, magari se vede, cioè, non le viene la voglia di dire vigilate di più, fate attenzione, perché magari la persona la riconosce. Cioè di fare attenzione a queste persone, perché sì, dopo, il problema è che dopo comincio, perché comincio anche... Mamma mia, non è facile neanche il suo lavoro, non è facile neanche non è facile il lavoro di nessuno qui. Non vorrei anche che dopo questo discorso diventasse anche, vabbè questa è un'altra cosa, un oggetto politico, cioè... No, ma certo che no, parliamo proprio di una questione di pressione. Perché mi sa che qualcuno ne fa anche un po' uso anche nel campo politico, e che dopo sul quale anche fa leva anche sull'emotività delle persone, che dopo magari... Sentendo l'ultima telefonata, sento che a volte può essere anche usato un po' questa problematica ed è brutto questo. Io devo andare in pubblicità, sento, le chiedo questo, però lei sarebbe d'accordo nel segnalarlo alla comunità l'arrivo di un pedofilo, di uno stupratore seriale? Sarei d'accordo, anche se ovviamente dopo questo mi vincula col fatto della mia professione che... non è facile. 049 4906 054, cosa pensate? Pensate che è tosta, vedo. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054, possiamo fare un sorriso perché io ho chiesto a Don Marino qual è la confessione più grande, sono le confessioni di cuore, ecco, mettiamola così, le confessioni di cuore sono quelle che vengono confessate di più come cose che uno vive male. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, lei sono io. Buongiorno Giusy, ci dica. Allora, quando sento dire che un prete va con una signora che li hanno trovati di qua e di là, ma la colpa di chi è? Non è solo loro, è delle donne che ci stanno. Io se trovo un prete che so che ha fatto anche il voto di castità, che non può fare certe cose, ma perché devo istigarlo? E questo è il discorso, vengono istigati da certe donne, è per quello che dopo succedono queste cose qua, è inutile che lo stiamo a dire. E poi col discorso che queste bambine vengono stuprate, in questi anni il discorso dei compagni che si portano a casa le donne. Questo l'abbiamo sentito molto, è vero. Che ce l'hanno lì a portata di mano le figlie di queste compagne, che non sarebbe giusto, ma però io penso che la mamma si dovrebbe accorgere, basta solo uno sguardo se c'è qualcosa con la figlia.
Invece tutto è facile in questi anni. Siamo diventati, non so neanch'io, un mondo rovescio, non si fa più niente di esatto. Qui tutto quanto va bene, si portano in casa uomini che hanno le figlie, ma stiamo scherzando. E viceversa, anche perché abbiamo visto la professoressa prima. E figurati dopo che si trovano lì la preda a portata di mano. Giusy, lei ha ragione, perché di casi di cronaca ne abbiamo sentiti tanti. Porti pazienza. Sto dicendo la verità, perché questa è la verità. Signora Giusy, io la ringrazio davvero molto sul fatto che i preti vengano istigati. Secondo me ci abbiamo anche romanzato su tutto quell'uccelli di rovo che ci siamo sorbiti negli anni 80 e 90, perché anche quello ha battuto forte, si ricorda? Sì, mi ricordo. È stata una cosa un po' importante. Ma lei ha qualche parrocchiana che viene in maniera procace a istigarla? Ma questo fa parte, chiedo io. Fa parte, chiamiamolo, del nostro mestiere. In chiesa si entra tutti quanti ogni giorno, insomma, non mi creo nessun problema da questo punto di vista qua, insomma, sta alla singola persona saper rapportarsi in maniera matura di fronte agli altri. Insomma, ho capito. Capire con chi hai a che fare, insomma, quindi a questo punto sul fatto che sia cambiata molto la società ha ragione la signora Giusy, perché abbiamo sentito tantissimi casi di cronaca nel quale il nuovo compagno ha abusato o anche ha ammazzato, perché sono stati casi recenti di quella coppia di fratellini che sono stati uno ammazzato e l'altro se n'è finita poi in ospedale. È chiaro, allora, come abbiamo capito dalle telefonate, c'è proprio il problema della castrazione, cioè questa parola lei diceva fa paura, e quindi le persone la vivono in maniera subito viscerale, giusto professor Armanini? Sì, io penso che chiamare questa procedura castrazione è come un deterrente per le persone che sanno che potrebbero subirla. Magari queste persone non sanno bene cos'è la castrazione chimica, però la castrazione in tutta la storia dell'uomo ha fatto sempre paura, quindi magari bisognerebbe in qualche modo, non so, il carcere non serve a niente perché peggiora la situazione. Bisognerebbe fare dei carceri dove ci sono solo queste persone, fargli fare un percorso per cercare di convincerle, ma non metterli insieme ad altri carcerati che hanno altri problemi, magari anche politici, e quindi si fa peggio. Cioè dovrebbero fare delle strutture proprio per rieducare queste persone. Non so se forse sarebbe troppo, visto che si tratta di persone che hanno commesso dei reati, però secondo me sia la castrazione chimica che il carcere alla fine non daranno nessun risultato. Senta, volevo una cosa importante, siccome abbiamo parlato di modifiche irreversibili, è proprio così? Cioè nel momento in cui inizio una castrazione chimica e la mia pena da scontare è di 3 anni, cosa faccio? 3 anni di castrazione chimica perché non voglio andare in carcere? In quei 3 anni cosa mi succede? Cioè davvero io vado incontro a delle modifiche per sempre? Dipende dalla persona, cioè noi abbiamo i nostri geni, abbiamo la base, non so, uno può avere la pressione alta o il colesterolo alto, può essere predisposto all'infarto, alla trombosi, quindi qualsiasi terapia ormonale va adattata alla persona. Ci sono persone che dopo 3 anni potrebbero riprendersi completamente, magari reiterare il reato, altre invece che possono avere dei danni anche permanenti, quindi non possiamo prima decidere cosa succederà dopo. La medicina è una scienza che può cambiare da persona a persona, ognuno di noi ha il suo DNA che è diverso da quello di un altro. E questo è importante. Allora, come diceva il professor Armanini, dottor Canil, c'è bisogno, dice, non di muri, non di carceri, non di castrazione chimica, ma di un percorso. Ma lei che ha esperienza, perché comunque le sarà capitato di dover gestire e curare persone che si sono rese vittime di reati a sfondo sessuale, ma quanto può durare un percorso? Perché lei diceva prima, non c'è una via di fine, è come una sorta di ergastolo, cioè chi è pedofilo non riesce poi ad uscire da questa situazione, cioè, ma allora dovrebbe essere per tutta la vita, bisognerebbe, cioè come facciamo? Un bel quesito, terapia limitata o terapia illimitata? Guardi, io vedo tendenzialmente lì dove c'è pedofilia, quindi quel direzionare la propria sessualità, dovrebbe essere una terapia, come dire,
per tutta la vita, però anche qui bisogna sempre vedere da persona a persona, cioè non si può dare a priori delle regole generiche perché poi vanno cucite su misura o eventualmente anche sulle modificazioni che di mesi o anno in anno accadono nella persona. Ma come si fa? Cioè si va a stupire un istinto, cioè si fa ad aumentare il senso di coscienza, perché è lì che, no, come bisogna vedere com'è costruito l'orientamento sessuale e se lì vi sono dei vissuti sadici o delle frustrazioni o dei traumi che vanno a reiterarsi psicologicamente nel diventare poi l'abusatore. Questo per quanto riguarda la pedofilia. Sugli atti violenti verso le donne, gli stupri, è qualcosa di simile ma diciamo un po' più complesso, perché a volte non si trova il trauma originale, non è detto si trovi, e quindi rimane un comportamento in cui non si riesce ad ancorare bene. E se non ci fosse un trauma ma una, non so, me la passi il termine, una predisposizione? Una predisposizione, o forse un condizionamento culturale, ambientale, perché se io nasco in una società in cui, non so, penso alla società indiana, in cui lo stupro delle bambine è, voglio dire, all'ordine del giorno. Dovremmo allora capire se riteniamo psicopatologico l'ambiente culturale in cui è cresciuta la persona e quindi è patologizzato quel comportamento che lì è normale ma qui no. Senta, perché poi mi rimane sul cuore, ma quella bambina che ha parlato, che ha detto cosa gli è successo e poi adesso è ritornata nella famiglia d'origine, che tipo di trauma avrà? Non è creduta, è ritornata nella famiglia d'origine. Se è tutto così, il trauma rischia di essere molto, molto grave. A volte e la signora che ha chiamato prima un senso di si sente inadeguata perché non è riuscita a salvarla. Spero che non sia così. Mi auguro che sia... Bisogna vedere poi i dettagli della faccenda. Purtroppo abbiamo anche visto casi al contrario in cui i figli sono stati portati via perché purtroppo alcuni bambini avevano delle problematiche loro. Mi ricordo anche, no, possiamo tranquillamente dire, hanno avuto sangue rettale, quindi erano subito stati portati via i bambini dai genitori, ma non era così. Siamo, come dice la signora, in una società molto, molto, molto difficile. Don Marino, lei che cura le anime, che società è? Come ci vede? Che sia difficile, sia sempre più difficile, anche più complicata, perché adesso appunto con tutti questi mass media, social, roba, diventa veramente difficile da gestire, da capire. E anche perché tante volte è un problema quando dopo alla fine vedi che viene diffuso questo problema come non fosse un problema e anzi viene alimentato ancora di più. Cioè dice quelle che magari diffondono le immagini della violenza sessuale sulla ragazzina, i ragazzini, poi, ma anche lì le madri, a prendere questo ragazzino per l'orecchio e insomma... infatti tante volte questo è il clima di sfiducia anche che c'è da parte di noi, anche preti, educatori, che non manca questa collaborazione anche da parte con la famiglia, sì. Sempre di più, non solo su questo ma anche su altri settori, come la scuola, gli insegnanti. È vero, questo purtroppo lo constatiamo sempre di più e in questo senso i tempi sono sempre più difficili, appunto, specialmente per lavorare. Però insomma, tirarlo per l'orecchio, quello ci vorrebbe ogni tanto, è pericoloso, però ha proprio il rischio pericolo perché ha toccato quei metodi lo scolaro, quindi bisogna stare attenti. È vero. Non diciamo della bacchetta sulle unghie perché assolutamente no. Sarebbe bene anche questo. Bastone e carota. Ce lo dice il Don. Allora io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, chi ci ha guardato, chi si è fatto un'opinione, che ha capito che la cassazione chimica alla fine non serve a nulla, ma serve forse un percorso molto diverso e particolare. Ringrazio il professor Decio Armanini, endocrinologo dell'Università di Padova, per essere stato con noi. Grazie al nostro dottor Michele Canir, medico nostro, perché ci vediamo intanto, no? Neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stato anche lui con noi, e al Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasimo in provincia di Padova, perché da San Giuseppe a San Lorenzo si cambia. Grazie anche a lui perché è stato anche davvero molto schietto, molto onesto. Noi torniamo come sempre domani, arrivederci.